In un periodo di crisi come quello attuale, avere un'attenzione particolare per il benessere delle persone, oltre il profitto, può essere un motivo per uscirne da questa difficoltà economica? Beh, se questo crea un consenso anche dal punto di vista della strategia aziendale, penso che questo sia fondamentale. Poi c'è un valore della persona che chiede di essere interpellata, di essere coinvolta in ogni scelta, ma credo che questo diventi anche una risorsa poi dal punto di vista di una strategia più ampia. Ma secondo lei come si misura la felicità di una persona? Beh, guardi, questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere perché ci sono dei parametri oggettivi, strutturali che riguardano la persona e poi c'è la storia della singola persona. Comunque sia, certamente io intendo quello che lei vuol dire. La felicità della persona non è data solo dall'homo economicus, questo è indubbio. Anzi, la felicità della persona è un equilibrio di elementi che debbono concorrere nel creare delle relazioni che siano veramente umane. Allora in questa prospettiva anche il valore economico, che non va sottovalutato, assume la sua valenza e la sua importanza. E quindi come tenere conto del profitto e della persona assieme? Dando una impostazione che metta l'uomo al centro, sempre l'uomo al centro. Questo non è facile, ma è doveroso. Non so se sarà possibile perché la possibilità è legata alle scelte politiche e la politica fatica molto a trovare delle intese anche sui grandi valori che poi aiutano a svolgere la tematica del bene comune.